Bene, è arrivato anche il rettore di Ca' Foscolo, il professor Carraro, che ringrazio per la presenza e che anche cedo la parola, grande esperto di cambiamenti climatici, se non sbaglio è stato anche a Varsavia alla 19ª conferenza delle parti sui cambiamenti climatici. Buonasera a tutti, grazie per aver organizzato questo evento, grazie all'assessore soprattutto che con molta lungimiranza, perché il problema dei cambiamenti climatici non è un problema di oggi o domani, è un problema che vedremo impattare in questa città o in altre città con un orizzonte un po' più ampio, ma se vogliamo intervenire ed essere pronti quando succederà dobbiamo agire adesso, non agire fra 10 anni quando ci sarà l'emergenza. Quindi questo tipo di visione e lungimiranza è assolutamente essenziale. Trovo che questa amministrazione comunale stia andando nella direzione giusta, ovviamente in collaborazione con tutti quelli che oggi, questa sera hanno lavorato. Ringrazio tutti voi tra l'altro per essere qui presenti. È vero che il tema adattamento al cambiamento climatico sta diventando sempre più rilevante e lo sta diventando per almeno due motivi. Il primo è che in qualche modo in termini di concentrazioni di gas a effetto serra abbiamo superato una soglia di non ritorno. Nel maggio di quest'anno, non ricordo male, il 16 maggio, abbiamo superato le 400 parti per milione in volume di concentrazione di gas serra in atmosfera. Allora, per 800.000 anni non abbiamo mai superato le 280 parti. Siamo riusciti a ricostruire la storia indietro per 800.000 anni. Improvvisamente le concentrazioni sono salite negli ultimi 150 e appunto quest'anno, record non invidiabile, abbiamo superato le 400 parti. Questo è effettivamente un livello oltre il quale la scienza trova difficoltà a capire che cosa può succedere. Certamente una zona in cui prendiamo dei rischi che noi come sistema pianeta, ancor meno come sistemi socio-economici coordinati o gestiti dagli umani come quelli che conosciamo, non abbiamo mai visto prima. La specie umana esiste da 10.000 anni, in questi 10.000 anni non ha mai visto una situazione in termini di concentrazione di gas di serra come quella in cui siamo oggi. Quindi per quanti sforzi possiamo fare per ridurre le emissioni, per ridurre i consumi di energia fossile, per passare a energie rinnovabili, per aumentare l'efficienza energetica, cambiare le modalità di trasporto, tutte cose essenziali, però comunque oramai sopra la soglia dei 400 ci siamo e tornare indietro è molto molto difficile. Stiamo lavorando su tecnologie per la rimozione di gas a effetto serra dall'atmosfera, ma sono tecnologie ancora ad uno stato assolutamente primitivo. Quelli che conosciamo implicano un uso così estensivo della terra, perché consistono essenzialmente nel piantare piante che assorbano l'anidride carbonica in atmosfera, che provocherebbero un sacco di altri problemi. Quindi non è in quella direzione che possiamo agire con scale di rimozione così elevate. Possiamo fare qualcosa ma molto poco. Quindi le concentrazioni esistono e dobbiamo in qualche modo far fronte alle loro conseguenze. Sappiamo che almeno 2 gradi di incremento di temperatura entro la fine del secolo succederanno, e se ci va bene sono 2 gradi, perché probabilmente saranno anche un po' di più, però insomma questo fenomeno è un fenomeno che, per quanto noi possiamo fare in termini di riduzione delle emissioni, ed è fondamentale farlo, se no le cose vanno anche peggio, ma per quanto riusciamo a fare, comunque una modifica del clima importante ce la dovremo affrontare, soprattutto le prossime generazioni ce la dovranno affrontare. Da qui la questione dell'adattamento. C'è una seconda ragione, se volete ancora più grave, è che tutte le negoziazioni internazionali, compresa appunto quella a Varsavia, per arrivare a un accordo tra i paesi per ridurre le concentrazioni di gas serra, cioè le emissioni in primis e poi le concentrazioni, non stanno andando da nessuna parte, non si riesce a trovare un accordo di alcun tipo. Questa sessione di Varsavia si è concentrata alla fine su altri argomenti, adesso ve ne parlo un attimo. La prossima è prevista nel 2014 a dicembre a Lima in Perù e sarà ancora una sessione negoziale interlocutoria. Qualche chance di ottenere dei risultati c'è per Parigi nel 2015, ma i segnali per il momento non sono molto promettenti. Ci si augura che i paesi alla fine del 2015 trovino un accordo per ridurre in modo sostanziale vuol dire di almeno il 30% le loro emissioni di gas a effetto serra a partire dal 2020.
Già questo sarebbe un buon risultato, ma appunto non ci siamo. Allora, se si fa fatica a trovare un accordo per ridurre le emissioni, bisogna pensare a quali sono le conseguenze se queste emissioni rimangono in atmosfera e provocano i danni di cui conosciamo. Tra l'altro, a proposito di danni, la sessione negoziale di Varsavia alla fine si è concentrata proprio su quelli, non è riuscita a parlare di riduzione, di accordo di riduzione delle emissioni, ha parlato poco di adattamento perché c'è un problema finanziario dietro, di cui adesso vi parlo, e alla fine si è concentrata su come indennizzare i paesi più vulnerabili, i paesi in via di sviluppo, che soffriranno di più degli altri delle conseguenze dei cambiamenti climatici. E quindi molta della discussione, anche qui senza trovare un accordo, si è concentrata su questo. L'unico accordo è stato trovato, per fortuna, su delle misure che incentivino i paesi che posseggono delle grandi foreste a preservare queste foreste, perché effettivamente queste sono uno degli strumenti con cui appunto si può contenere l'effetto delle emissioni di gas da combustibili fossili attraverso appunto il processo di assorbimento che queste grandi foreste producono, processo di assorbimento che si ha se vengono mantenute e non c'è disboscamento. Per evitare questo bisogna togliere l'incentivo a disboscare, quindi bisogna dare degli incentivi, degli aiuti ai paesi che hanno le grandi foreste perché se le tengano, le preservino invece che farle sparire. Purtroppo solo 3 paesi hanno deciso di finanziare questo progetto con 280 milioni di dollari e si spera che gli altri seguano, ma comunque per il momento le risorse messe in cantiere anche per una cosa su cui è trovato l'accordo sono ancora poche. E questo mi porta alla considerazione della questione economica, perché dietro tutto questo c'è un grosso problema economico. Perché si fa fatica a trovare un accordo? Perché queste misure, non soltanto quelle di riduzione delle emissioni, ma anche quelle di adattamento, costano in modo rilevante. Le stime della Banca Mondiale dicono che dovrebbero costare tra i 110 e i 150 miliardi di dollari all'anno e queste risorse non ci sono. A livello internazionale si è trovato 2 anni fa un accordo per stanziare 30 miliardi di dollari, non 120, 150, 30 miliardi di dollari per interventi appunto essenzialmente di adattamento. In realtà devono essere 30 miliardi per tante funzioni, però alla fine andranno tutti in adattamento. 30 miliardi di cui a fine 2011 ne era stato speso uno soltanto e la strada quindi per arrivare a spendere anche gli altri, nel 12 abbiamo speso altri 4-5, ma è ancora lunga prima di riuscire a stanziare effettivamente 30 miliardi per l'adattamento, sapendo che 30 sono pochi perché dobbiamo arrivare a superare i 100. Quindi c'è una grossa difficoltà, torniamo al discorso della visione, una grossa difficoltà da parte dei governi ad avere quella visione di medio-lungo periodo che permette di considerare queste spese, non delle spese improduttive, ma delle spese produttive che riescono a far risparmiare. E questo è un altro punto che voglio sottolineare e che in qualche modo va a vantaggio dell'Italia, perché assieme all'ex ministro Clini, ora direttore generale del Ministero, a Varsavia siamo andati a presentato io stesso assieme a lui una proposta che prevede appunto di utilizzare gli investimenti, sembra provocatorio, ma prevede di utilizzare gli investimenti in adattamento per ridurre il deficit pubblico e il debito pubblico. Come possibile, direte voi? Possibile, e l'abbiamo appunto cercato di dimostrare anche con una serie di proiezioni, previsioni, scenari economici in cui la dinamica del deficit e del debito ovviamente dipende dalle spese e dalle entrate di ciascun paese. Qui parlavamo in particolare dell'Italia. La proposta era di dedicare al piano nazionale di adattamento, quello di cui Emiliano parlava prima, che sarà approvato a inizio gennaio, almeno 4 miliardi di euro all'anno. 4 miliardi è una cifra magica, sono quelli dell'IMU, sono quelli di tante cose in Italia. 4 miliardi comunque è la stima pensata anche per il piano di adattamento. 4 miliardi e l'obiezione può essere: ma come? Se non ce li abbiamo per togliere l'IMU, com'è che li possiamo mettere per un piano di adattamento al cambiamento climatico? Quello che abbiamo fatto dimostrare è che invece spendere 4 miliardi per l'adattamento, per esempio per proteggerci dal rischio idrogeologico, permette di risparmiare molto di più in termini di spesa pubblica nel corso del prossimo decennio.
E il conto non è complicato, perché sappiamo quanto abbiamo speso negli ultimi 20 anni per riparare i danni da disastri tipo appunto alluvioni o tempeste o danni di questo tipo. Quindi abbiamo una stima di quanto rende, e il calcolo che abbiamo fatto è che rende circa 4 volte. Su questo palco, per la verità, pochi giorni fa, 10 giorni fa, Matteo Renzi diceva rende almeno 10 volte. Non è 10, è 4, però un investimento che rende il 400% è comunque un ottimo investimento, perché effettivamente riuscire a eliminare, investendo oggi, quindi anticipando, prevedendo quali possono essere le conseguenze, i danni del cambiamento climatico, è estremamente vantaggioso, perché riduce forti spese che poi lo Stato deve sostenere per riparare i danni, e quindi il deficit si riduce, non aumenta, il debito si riduce, non aumenta. Quindi abbiamo cercato di convincere i nostri colleghi di altri paesi, in particolare europei, ad adottare questa visione, quindi togliere le spese per adattamento dai vincoli nazionali del patto di stabilità o internazionali del famoso vincolo del 3%, togliere questi investimenti da quei vincoli, perché si tratta non di spese che aumentano il deficit, ma di spese che riducono il deficit. Credo che questo sarebbe un passo avanti particolarmente importante, se cominciassimo a vedere in questo modo l'intervento di adattamento ai cambiamenti climatici, sapendo che tutta la vicenda non si basa soltanto sull'intervento governativo, ma che molto, è già stato detto, viene fatto a livello di città. E qui è importante avere ancora un'idea dei numeri in gioco. Abbiamo citato New York. New York è un caso interessante, perché solo l'uragano Sandy ha provocato danni per 50 miliardi di dollari. Un evento corrisponde, 50 miliardi di dollari, al 4% del PIL prodotto dalla città di New York. Il danno nel New Jersey è stato di 19 miliardi di dollari, il 9% del PIL dello Stato del New Jersey. Un evento. Ora, è evidente che anche le città, se questi sono gli ordini di grandezza, hanno tutto l'interesse di fare questo tipo di investimenti, perché questi investimenti riducono poi le spese e quindi il peso sul bilancio dei comuni. E in effetti New York è un caso virtuoso, perché ha risposto esattamente in questa direzione. In pochi mesi, quello che non ha detto Francesco prima, è che questo piano di adattamento l'hanno fatto in 6 mesi. E proprio ad ottobre sono andato a New York a incontrare Bloomberg per dargli un premio, perché abbiamo confrontato i piani di adattamento di 35 città a livello mondiale, da Sydney a Dublino a New York, per appunto valutare quali di questi fosse più efficace nel rispondere alle minacce ai cambiamenti climatici, e quello di New York, da una giuria fatta di professori di tante università internazionali, è stato giudicato il migliore. Ma quello che mi ha stupito è stata proprio la tempestività, l'efficacia. Hanno avuto una catastrofe come l'uragano Sandy e in pochissimo tempo sono riusciti a rispondere con un piano ben coordinato di risposta a fenomeni di questo tipo. Quindi concludo e poi magari riprendiamo la discussione. Quello che volevo dire è, da un lato è inevitabile cominciare a parlare di adattamento, dall'altro lato non può essere il costo quello che ci dissuade, perché il costo non è, anzi è risparmio, paradossalmente è risparmio. Terzo, non possiamo aspettare decisioni a livello internazionale, accordi internazionali che tardano ad arrivare sia su mitigazione che su adattamento. È bene partire dal basso, quindi l'idea di partire dalle decisioni a livello locale, dalle misure a livello locale, mi sembra particolarmente lungimirante.